Già al secondo minuto la Juve è in vantaggio. La palla viaggia da Bettega ad Anastasi, a Scirea a Cucureddu. Cross del terzino, testa di Guida ed Anastasi al volo facente. Da Scirea a Bettega che scambia con Marchetti secondo da Anastasi ed è il 3-1. Bentrovati con Penalty, siamo quelli che parlano di calcio dilettantistico siciliano il mercoledì sul canale 15 alle 15:20, mentre invece l'appuntamento del giovedì è alle 22 sul canale 19. Voglio salutare anche gli amici di Sesta Rete che in replica guardano questa trasmissione. Parliamo soprattutto del campionato di promozione ma anche di prima categoria. Lo facciamo subito con il campionato di promozione e partiamo con il girone A. Nona giornata del campionato, subito i risultati di questo girone A. Cus Palermo batte Valderice Calcio 2-0, 90-011 Bagheria batte Borgetto Giardinello 2-1, Montelepre batte Regina Mundi 2-0, Alcamo 1928 batte Margheritese 2-1, Fulgatore batte Renzolo Piccolo 4-0, vittoria del Bagheria Calcio 3-0 contro il Mazzara ed infine Aspra batte Sport Palermo 2-1. Vittoria fondamentale per il Bagheria, vittoria che permette alla squadra palermitana di volare solitaria in vetta in questo girone A del campionato di promozione. Infatti la troviamo al primo posto con 24 punti, con 22 Regina Mundi, 19 punti Montelepre, con 18 Cus Palermo, 14 punti Sport Palermo, 13 punti Alcamo 1928. Con 12 punti abbiamo l'Aspra, con 11 90-011 Bagheria, 10 punti Borgetto Giardinello, con 9 punti Fulgatore e Margheritese 2018, 6 punti per Renzolo Piccolo ed infine chiudono la classifica Valderice Calcio con 5 punti ed il Mazzara con 4. Potrebbe essere Davide contro Golia, quest'oggi Mazzara, Bagheria, Città delle Ville, allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Si parte adesso, la chiama Matteo Giacalone che poi in presa alta in due tempi non riesce a bloccare, rischia qualcosa qui il Mazzara, si salva in qualche modo la formazione canarina, poi tiene viva l'azione ancora il Bagheria, stavolta blocca Matteo Giacalone, batte adesso Lucera, la palla verso la porta, si tuffa Giacalone che la devia e poi arriva il gol del Bagheria, la palla che di testa viene messa in rete praticamente a porta sguarnita. Dunque dopo 8 minuti, all'8° minuto si sblocca il risultato. Gay Andrade che sblocca il risultato, palla messa in mezzo con l'incornata di Rallo che finisce di poco a lato. Il lancio in avanti ancora una volta per Giglio, prova a rivenire su di lui Rallo, la palla di Giglio messa in mezzo e arriva il raddoppio del Bagheria quando siamo al 13° minuto. Autore del gol il numero 10 Raimondo Lucera, e poi il lancio in avanti sulla destra per Giglio che entra in area di rigore, Giglio col sinistro in avanti da Lucera, Lucera che può anche mettere in mezzo, va invece al tiro Lucera, Foglia prova a mettere in mezzo, c'è Rallo che di testa trova il gol del 2-1, ma arriva la segnalazione di offside da parte del
secondo assistente dell'arbitro. La metà campo del Mazzara con Lucera che entra in area, affronta Siragusa, Lucera che col mancino poi conclude largo. La palla per Lucera che entra in area di rigore, Lucera mette in mezzo il colpo di testa del numero 19 Caracappa, stavolta sull'out di destra Lucera che mette in mezzo la palla lisciata da Siragusa, poi è Perricone a impegnare ancora una volta Giacalone. Caracappa che poi prova il destro da fuori, si distende ancora una volta Giacalone. Intanto ennesimo lancio in avanti per Giglio, dicevamo tra i più mobili in questa prima fazione di gioco. Giglio poi prova il sinistro a giro, si distende ancora una volta Matteo Giacalone. Ancora Agate, il taglio per Rosella che entra in area di rigore, Rosella col mancino non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Arriva adesso dopo 3 minuti di recupero il duplice fischio dell'arbitro. Lucera alla cieca a cercare, a trovare Giglio che poi mette in moto il numero 19 Caracappa che poi tutto solo davanti a Matteo Giacalone sigla il tris. Regolare sul pallone Vincenzo Agate che serve al limite dell'area di rigore Perrone col sinistro impegna Cagnina. Lucera prova adesso forse la conclusione, si ferma ancora una volta al limite dell'area, poi il destro a giro di Lucera che fa la barba al palo, era Giglio che poi supera un altro avversario, la palla per Rama, è miracolo stavolta di Giacalone con Agate che va a sistemarsi il pallone sul punto di battuta, Agate che mette in mezzo impegnando Cagnina, parte Agate direttamente verso la porta, la palla però finisce abbondantemente al lato, pallone messo in mezzo all'indirizzo. E arriva adesso, dopo 4 minuti di recupero, il triplice fischio del signor Canicattì di Agrigento. Tasto stop per Mazzara, Bagheria Città delle Ville, 0-3 il risultato finale. E dopo il girone A, adesso è la volta del girone B del campionato di promozione. Continua a vincere il Messana 1966, assoluto leader di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Valdinisi Calcio batte Atletico Messina 2-1. Monforte San Giorgio batte Nuova Rinascita 4-0. San Fratello Acquedolcese Aluntina 4-2. Città di Villafranca batte Sant'Angiolese 3-1. Orlandina Calcio batte Città di Mistretta 4-0. Messana 1966 batte Sant'Alessio 3-0 ed infine Promende Calcio batte Città di Galati 2-1. Primo posto dunque per il Messana con questa vittoria fuori casa, un 3-0 che permette alla squadra messinese di essere leader nel girone B del campionato di promozione. Al primo posto con 23 punti, 22 San Fratello Acquedolcese, con 21 Città di Villafranca, con 19 Orlandina Calcio, 17 punti Città di Mistretta, con 16 Promende Calcio, 14 punti Monforte San Giorgio, con 13 Valdinisi Calcio, 12 punti Sant'Angiolese, con 7 Atletico Messina, 5 punti per il Città di Galati e la Nuova Rinascita, 4 punti Aluntina, chiude il Sant'Alessio con 1 punto. Match che si apre con la Valdinisi che ci prova con il colpo di testa di Carte che però si perde alto sulla traversa. L'Atletico non sta a guardare rispondendo con i tentativi di La Corte che davanti a Martinez spara sul fondo il servizio di Cappello e con Signorino che dopo aver scartato in aria 3 avversari non trova la stoccata vincente. Gara vibrante sul capovolgimento di fronte, ancora Garte ad avere la palla del vantaggio ma l'attaccante si fa ipnotizzare da Previti in uscita e con l'estremo di casa che risponde presente anche sul tiro da fuori area di Nocito. Poi però i biancoazzurri tornano a spingere sfiorando il bersaglio, prima con Signorino che calcia alto l'invito di Lembo, poi con Santa Maria che manda fuori l'assist di Signorino, quindi Signorino dopo un contatto in area con Campo finisce giù ma la signora Di Mauro dice di no ed infine con Cappello che di testa da pochi passi non c'entra lo specchio della porta. Nella ripresa però al primo vero tentativo la Valdinisi passa quando Arenda al minuto 62 raccoglie il cross di Raspolo e col
col destro mette alle spalle di Previti il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Una gioia che per gli ospiti dura appena 10 minuti, infatti al 73esimo il migliore dei biancoazzurri, Signorino, con una super giocata si libera al tiro, fulminando Martinez e riportando la sfida sui binari dell'equilibrio. 1-1 e per il classe 2005 si tratta della prima rete in campionato. La Valdinisi però rimane concentrata e così dopo i tentativi di Cartey, che calcia debolmente tra le mani di Previti, quello di campo da fuori aria che si perde largo non di molto e la botta ravvicinata ancora di Cartey che scheggia la traversa. Gli ospiti trovano l'episodio favorevole al minuto 86 quando il fischietto della sezione di Acireale espelle l'estremo di casa Previti per l'intervento su Cartey, lasciando l'Atletico in 10 uomini e concedendo punizione ai biancorossi. Sul pallone si presenta Campo che disegna una fantastica traiettoria fulminando il neoentrato Foti e facendo così Atletico Messina 1, Valdinisi 2 e gioia incontenibile per il numero 6 ospite, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. Per l'esperto difensore classe 88 si tratta invece della quarta rete in campionato. L'1-2 finale consegna dunque alla Valdinisi il 13° punto in classifica, biancorossi che si portano a -4 dai playoff, mentre l'Atletico Messina rimane fermo a 7 punti, a +2 sulla zona play-out. Pari e rammarico, lo 0-0 maturato nel big match in casa del Monforte San Giorgio ha frenato leggermente la corsa del Città di Villafranca nelle zone nobili di classifica. I biancoverdi vogliono subito rispondere sul campo nella nona giornata di promozione. Al Sorbello Stadium fa visita la Sant'Angiolese, avversario ostico e reduce dal tennistico 6-0 rifilato al Città di Calati. Arbitra il signor Giorgio Beltempo di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Anwar Chouai, anche lui di Palermo, e Giuseppe Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto. La formazione del Città di Villafranca: Gualberti in porta, Iovine, Mazzeo, Prince Bonda e Romeo in difesa, Visconti e Gazzetta a fare da flangifrutti davanti alla difesa, Malan, Libro, Di Vincenzo alle spalle dell'unica punta Yakubu. Si parte col film del primo tempo, dopo 5 minuti la punizione di Gangemi si rende pericolosa, la Sant'Angiolese sbatte sulla parte alta della traversa e finisce sul fondo. Al nono Riccardo Libro per Gazzetta, l'apertura in zona Di Vincenzo 1 contro 1 con l'avversario, se la porta sul piede preferito e fa un gran gol, il destro finisce all'angolino, assegnato Santi Enrico Di Vincenzo. 1-0 Città di Villafranca. 14° spingono ancora quelli del duo tecnico Cannavo Mazzeo con Riccardo Libro a destra da Gazzetta, da posizione defilata decide per la conclusione, non è un'ottima idea, finisce fuori. 18° conclusione di Todaro, Gualberti mette in calcio d'angolo. Minuto 25 Città di Villafranca in zona offensiva a sinistra con Romeo, ingaggia l'1 contro 1, riesce a passare, il cross viene deviato, arriva dal limite della conclusione, arriva ancora un tentativo, alla fine Yakubu che mette tutti d'accordo e trova il gol del 2-0. Minuto 29 Lopresti alza la palla per Todaro, c'è Gualberti però che fa buona guardia. Minuto 32 Città di Villafranca che si affida a un lancio lungo di Marco Mazzeo per Yakubu, la corsa dell'attaccante in mezzo a due difensori, riesce a passare, ne mette giù uno, Yakubu resiste alla seconda carica, Yakubu sul più bello, non riesce alla fine a concludere. Ultimi 10 minuti del primo tempo, confusione nell'area di rigore locale, ma Gualberti riesce ad abbrancare la sfera in due tempi. 43° la Sant'Angiolese all'improvviso rientra in partita, un pallone in profondità in verticale per l'uscita che sembra sicura di Gualberti, la sfera rimane invece lì e D'Amico trova il gol che vale l'1-2. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Visconti. Città di Villafranca meritatamente avanti contro la Sant'Angiolese, ma ancora non basta un solo gol. Partiamo col film della ripresa. Dopo 10 minuti entrano La Vecchia e Marco Libro, fuori Malan e Di Vincenzo. 57° il tentativo di Lopresti e di tiro cross, non arriva nessuno all'appuntamento sul secondo palo. 60° calcio di punizione Città di Villafranca, Riccardo Libro con il mancino a disegnare per Prince, non arriva alla conclusione il difensore. 65° tocca a Santi Mangano, fuori Yakubu. 72° c'è un calcio d'angolo per i padroni di casa, Riccardo Libro pesca Gazzetta che da 0 metri non trova il colpo di testa giusto. 75° come sempre Cangemi a suonare la carica per la Sant'Angiolese, il suo
suo tentativo viene smanacciato da Gualberti, esce Riccardo Libro, entra Gemellaro, 83esimo, calcio di punizione di La Vecchia, pallone fuori, 85esimo, Marco Libro in area di rigore, salta l'avversario, prova a metterla in mezzo, La Vecchia la gira a botta sicura, ma c'è un difensore a dirgli di no, a negargli il possibile gol della tranquillità. Minuto 88, Cangemi dalla distanza impegna così Gualberti, che però blocca sicuro in presa centrale. Al 90esimo piove sul Bagnato in casa Sant'Angiolese, arriva infatti un rosso diretto, Prince anticipa D'Amico e qui l'intervento dell'attaccante, dell'autore del gol del 2-1, vale il conseguente secondo giallo e cartellino rosso. 98esimo, in pieno recupero parte la staffetta del Città di Villafranca, il contropiede con Marco Libro che a porta sguarnita deve solo accomodare il gol del definitivo 3-1, un gol che aumenta i sogni e le speranze del Città di Villafranca, sempre più outsider di questo girone B del torneo di promozione siciliana. Amici di Wisport, è tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Una sfida che si apre con il vantaggio locale firmato dal capitano Iuculano, che disegna una perfetta traiettoria su punizione, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Il Mistretta però avrebbe subito la chance per il pareggio, ma Di Noto manda alto da pochi passi. Poi l'Orlandina torna a spingere, dopo il sinistro di Merendino che si perde largo non di molto. I locali raddoppiano poco dopo, ancora con l'incontenibile Iuculano che anticipa tutti e col destro mette alle spalle di D'Amico l'assist di Ceraolo, firmando così la sua doppietta personale che gli vale come 7° sigillo in campionato. Padroni di casa che troverebbero anche la rete del tris con Ceraolo che gira in rete il servizio di Iuculano. Il signor Benvissuto però annulla per fuorigioco. Il Mistretta non sta comunque a guardare, nel finale di frazione ci prova per 3 volte, ma i tentativi operati dai biancoazzurri non centrano la porta difesa da Scinaldi. Bersaglio che nella ripresa colpisce invece l'Orlandina quando Merendino col sinistro spedisce alle spalle di D'Amico il suggerimento di Iuculano, facendo così Orlandina 3, Mistretta 0, e per Merendino si tratta della prima rete in campionato. I locali non si fermano e dopo il destro volante di De Gregorio che si perde alto sulla traversa, i paladini calano il poker con De Nadal che da pochi passi non sbaglia il tapin vincente per la rete che vale di fatto il 4-0 per i suoi. Nel finale ci prova comunque il Città di Mistretta, ma i tentativi operati dagli ammastratini non sortiscono l'effetto sperato. L'Orlandina sale in classifica a quota 19 punti e si porta al 4° posto a -4 dalla vetta, mentre il Mistretta rimane a 17 e scivola in 5ª posizione. Il 5-0 rifilato la scorsa settimana alla Bromende ha rinnovato l'entusiasmo in casa messana. La capolista del girone B di promozione vuole proseguire la fuga solitaria in vetta, cercando di incrementare il proprio vantaggio. Nella 9ª giornata di campionato la squadra di mister Cosimini è di scena sul terreno di gioco del Sant'Alessio, padroni di casa reduci dal KO per 3-2 contro la Valdinisi e relegati all'ultimo posto in classifica con appena un punto. Si parte col film del primo tempo, dopo 6 di gioco, palla di Giuseppe Bonasera toccata da Sottile, zampata di 0-1 Messana al primo affondo, passa la formazione di mister Cosimini. Ancora una gioia personale per l'ex Valdinisi Antonio Ventra. All'8° cerca la reazione la formazione locale con Ivan Tomasello che va alla conclusione col destro, il pallone direttamente sul fondo. Al 16° cross dalla destra di Giosuè Bonasera, il pallone finisce in mezzo dove c'è Barbera, viene soltanto sfiorata la conclusione con il colpo di testa e la sfera finisce in un nulla di fatto. Minuto 23, Ventra parte dalla destra, va a scambiare prima con Giuseppe Bonasera, poi chiede il secondo triangolo a Sottile, riceve il pallone Ventra, arma il sinistro, prende la mira, trova la doppietta e il gol del 2-0. Ancora la Messana in rete, scorriamo fino alla mezz'ora di gioco, non si ferma la fame di gol della formazione ospite. Stavolta attacca a sinistra con Fragabane che serve lungo linea a Barbera, tanto troppo spazio per l'attaccante giallorosso che entra in area, mette in mezzo preciso l'assist per il primo gol delle classe
2007, Salvatore Sottile, l'ex Messina, trova la gioia personale e chiude i conti già nel primo tempo. Di lì a poco infatti finisce la prima parte di gara al Mastroeni di Sant'Alessio 0, Messana 3. Possiamo partire col film della ripresa. Al 48esimo il copione non cambia, la Messana attacca sin dai primi minuti con Fragapane che trova lo spazio per servire Barbera, la combinazione con Ventra, Barbera mira il primo palo, trova l'esterno della rete, minuto 49, finisce la partita di Giosuè Bonasera, inizia quella di Viscuso, minuto 52, calcio di punizione per la Messana, viene battuto corto da Mondello per Misiti, il difensore spara potente col destro, trova Monaco sulla sua strada. Al 55esimo prova la reazione, la formazione locale con Parisi che mette il pallone in zona Tomasello, il tentativo di combinazione con Scalisi e Vincente, Tomasello viene servita alla sua corsa, va alla diagonale, posizione molto complicata, fa la barba al palo, brividi per Ferrara. Al minuto 57 finisce la partita di Sottile, inizia quella di Russo, minuto 58, ancora a sinistra sfonda la Messana con Mondello che la mette su Fragapane, cross immediato, Barbera riesce soltanto a spizzarla, minuto 62 si vede il neoentrato Russo che avvia l'azione scaricando per Ventra, la trama offensiva della Messana passa dai piedi di Giuseppe Bonasera, alza lo sguardo, pallone illuminante per Mondello che da ottima posizione fallisce, minuto 64 inizia la partita di Crisafulli, termina quella di Fragapane, minuto 69 tocca ad Ardiri, in luogo di Mondello. Al 76esimo lo stesso Ardiri avvia l'azione offensiva, imbuca alla perfezione per il compagno Russo che viene però anticipato dal difensore Pellizzeri che la mette in calcio d'angolo. 77esimo ancora Misiti protagonista sugli sviluppi di un corner, infatti si prende il pallone al limite, salta il diretto avversario, calcia potentemente ma non trova lo specchio della porta. Dopo questa chance al 78esimo a sprecare sarà invece Viscuso, imbastisce l'azione sulla destra, la Messana, il pallone è giusto in mezzo, lui però calcia e la mette direttamente fuori. Minuto 85 c'è spazio per l'esordio in campionato di Nicolò Crubi, c'è la staffetta infatti col portiere Ferrara. Minuto 86 e minuto 87 la Messana avrebbe due chance importanti per il 4-0, prima la conclusione di Bonasera dalla distanza che trova sulla propria strada le mani di Monaco, poi Viscuso per Ventra, il pallone calciato così, non riesce poi Barbera a metterci la zampata, finisce la partita al Mastroeni di Sant'Alessio, la Messana respinge le offensive delle avversarie e delle inseguitrici, vince ancora e si isola in vetta al primo posto, finisce 0-3. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E dopo il girone B adesso parliamo del girone C con il recupero che si è giocato ieri. Il Camarat 1972 balza in vetta in questo girone. Santa Venerina batte RSC Riposto 1-0, San Pietro Calcio Casteltermini 1-1, Villarosa San Sebastiano Gemini Calcio 2-2, Aragona Calcio batte Santa Domenica Vittoria 2-0, Camarat 1972 Serra di Falco 1-1, Belpasso 2014 che vince in casa del Nicosia per 2-1, ha riposato il Giarre Calcio. La partita che si è recuperata ieri mercoledì è stata vinta dal Camarat 1972 contro il Santa Venerina con il risultato finale di 3-0. In virtù del risultato acquisito nel recupero di ieri, abbiamo in vetta al primo posto il Camarat 1972, al primo posto con 19 punti, con 17 Giarre Calcio, con 16 punti Aragona Calcio e Nicosia, con 13 Villarosa San Sebastiano, 12 punti Santa Domenica Vittoria, con 11 Santa Venerina e Belpasso 2014, 9 punti per il Gemini, con 8 RSC Riposto e Serra di Falco, chiudono la classifica Casteltermini con 5 punti e San Pietro Calcio con 1 punto.
sfruttare il turno casalingo per dare ulteriore slancio alla rincorsa verso il primo posto, la Camarat cerca i 3 punti nella nona giornata del campionato di promozione. I padroni di casa ospitano il Serra di Falco, terzultimo in graduatoria ma reduce dall'ottimo 1-1 contro la Polisportiva Nicosia, seconda forza del campionato. Arbitrerà l'incontro il signor Giuseppe Castrovinci di Palermo, coadiuvato agli assistenti entrambi di Marsala, Merchiorre Pagliarello e Vincenzo Pernice. Le formazioni: Camarat, Tarantino, Serio, Noto, Vizzini, Sanè, King, Lupo, Piraneo, Serio, Samba, Marrone. Tutto pronto allora per il tiro del primo tempo. La prima offensiva è della Camarat, cross dalla destra di Serio, il pallone finisce in zona Bamba, colpo di testa che centra la traversa all'11esimo. La reazione del Serra di Falco, il cross di Di Marco sul secondo palo, sfera che viene rimessa dentro per Donofrio, manda alto da buona posizione. Minuto 13, Lupo in versione Modric in buca per Marrone, mette dentro da Bamba che si divora letteralmente il gol del vantaggio al 32esimo. È Serio ancora protagonista, illuminare mettendo il pallone in profondità, vince un contrasto, si accentra, va a calciare, lo fa però col mancino oltre la traversa. Minuto 36, Camarat sempre e comunque calcio di punizione di Serio, sfera che si spegne direttamente sul fondo. Finisce così un primo tempo a senso unico per le occasioni, ma che dice ancora 0-0 tra Camarat e Serra di Falco. Passiamo allora al film della ripresa. Al 51esimo è sempre la Camarat a spingere un gran aggancio da parte di Piraneo che salta l'avversario, calcia dalla distanza, un destro che però finisce alto. Minuto 57, pallone in profondità dalla sinistra per Marrone, la sfera infatti passa alla perfezione, il destro però è ancora una volta inconcludente. 58esimo, c'è un cambio dentro, Carioto fuori Bamba. Minuto 59, Serra di Falco che prova a battere un colpo con Battimili per Saetta, va a svirgolare la conclusione. Minuto 62, entra Vaccaro per Marrone. Minuto 63, Camarat all'arrembaggio alla ricerca del gol del vantaggio, c'è una spazzata della difesa, il neoentrato Vaccaro si coordina per il destro, che parata quella di Lipani, rivediamo tutto bellissimo, sia la conclusione sia la deviazione del portiere. Minuto 78, è Vaccaro che si presenta all'1 contro 1 con Nuccio, lo salta di netto, va a calciare col mancino, deviazione in calcio d'angolo di Lipani. Minuto 80, crolla incredibilmente il Camarat, palla recuperata da Condello dalla distanza, trova una gran rete, trova letteralmente il jolly della domenica, fin qui aveva fatto pochissimo il Serra di Falco, sa di beffa questo gol per la Camarat. 87esimo, King per Marchiga, il cross dalla destra, sfera in zona Vizzini che cerca la conclusione, colpisce oltre la traversa. Minuto 92, le speranze non si spengono, Vaccaro per Jack Serio, 1 contro 1, salta l'avversario e la mette in rete come i grandi giocatori. Jack Serio toglie le castagne dal fuoco per la Camarat ed evita una sconfitta che sarebbe stata sicuramente immeritata. Finisce infatti così, finisce 1-1 tra Camarat e Serra di Falco. Al gol nel secondo tempo all'80esimo da parte di Condello risponde Jack Serio. A Raimondi di Gangi si affrontano Nicosia e Belpasso per la nona giornata del campionato di promozione. La prima occasione della partita arriva al 7° minuto con De Los Santos che dal limite dell'area fa partire una conclusione che sfiora l'incrocio dei pali. Sul finale della prima frazione Bamba a creare pericoli, dopo un'ottima progressione sulla fascia sinistra entra in area e serve Garriga, ma il portiere avversario è attento e devia in corner il tiro dell'attaccante argentino. Nella ripresa il Belpasso sblocca il risultato grazie ad un'incredibile incomprensione difensiva. Garcia serve un retropassaggio al proprio portiere che colto di sorpresa non riesce ad evitare la clamorosa autorete. Il Nicosia cerca di reagire, al 77esimo sfiora il pareggio con un colpo di testa di Garriga che sorvola di poco la traversa. La rete dell'1-1 arriva al 79esimo, perfetto cross dalla destra di Garriga per la sponda aerea di Lopez, con Gonzales che si fa trovare pronto all'appuntamento con il gol. La gioia del pareggio dura poco, in Pellizzeri ruba palla a Nunez, si invola verso l'area e con un preciso diagonale mancino supera Failla, riportando avanti gli ospiti. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca al Nicosia di Mister Picone, apparso poco incisivo in fase offensiva e punito dal maggior cinismo degli avversari. Il KO interno non compromette comunque la posizione di vertice dei biancorossi che con 16 punti restano ad una sola lunghezza dalla capolista Giarre nel girone C. Nel prossimo turno Nicosia andrà a far visita al Casteltermini, penultimo in classifica con soli 5 punti, con l'obiettivo di tornare immediatamente alla vittoria.
Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione presentando il girone D. Continua la marcia vincente del Niscemi FC, vittorioso anche questa domenica. Guardiamo i risultati. Atletico Megara batte Frigentini 7-0, Acicatela Calcio batte Città di Canicattini 2-1, Jimmy Nicascordia batte Vigor Gela 2-1, Niscemi FC batte Priolo FC 3-0, Aci Bonaccorsi Calcio batte Santa Croce 1-0, Scicli batte Pro Ragusa 2-1 ed infine Aci e Galatea batte Notocalcio 1-0. 9 partite, 9 vittorie, assoluta leader del girone D del campionato di promozione la squadra del Niscemi, al primo posto con 27 punti. 19 Atletico Megara, 17 Pro Ragusa, con 16 Vigor Gela, 14 punti Notocalcio, con 13 Priolo FC e Santa Croce, 11 punti Acicatera Calcio, con 10 Jimmy Nicascordia, 9 punti lo Scicli, con 8 Aci Bonaccorsi Calcio ed Aci Galatea, 7 punti Città di Canicattini, chiude la classifica con 5 il Frigentini. Oggi scende in campo la Vigor Gela, se la dovrà vedere contro la Jimmy Nicascordia. Poi De Leonardis addirittura in difesa, se la vede un po' brutta, ma vedo Oci con un pallone veramente velenoso, un retropassaggio assolutamente sbagliato, regala il pallone allo Scordia. Cerca di innescare ancora il numero 20 che poi la lascia per Cosentino che mette un buon pallone in mezzo. Esce bene però Cannata, quindi la Vigor può ripartire. Fortunata in questa occasione la squadra di casa. Bene il lavoro di Basile, Deoma supera un avversario e subisce fallo della Vigor. Ma il pallone che va direttamente in porta, calciato non bene da Cosentino. Vediamo il numero 2 che cerca anche di servire un compagno, lo fa bene. Il numero 20 poi non è riuscito. Ancora lo Scordia che manovra in avanti, ancora con Sottile, potrebbe andare a cercare l'altro Sottile con il numero 10 che serve adesso. Pallone che rimane lì, salvato. Sottile che intercetta il pallone, più veloce di tutti, cerca di superare e ingannare gli avversari, ci riesce, poi tiro, traversa, incredibile. Sottile cerca ancora di controllare questo pallone, non ci riesce, allora libera la Vigor. Pallone che adesso piove in mezzo, il numero 20 la stoppa, potrebbe liberare un tiro, lo fa, è il tiro ed è un gol spettacolare, grande gol qui, che gol che la Vigor trova il gol del pareggio nel momento sicuramente più difficile. Grande gol, totalmente inaspettato. Strabone gestisce molto bene questa palla dal limite dell'area, cerca addirittura il tiro. Non male il tentativo di Kevin Strabone. Manuel Michalizzi che conquista un fallo e anche qui da ottima posizione. Solo 2 in barriera, parte direttamente Sottile, ingannato il portiere Galesi però dal capitano dello Scordia Pandolfo, che non è intervenuto sul pallone, non lo ha toccato ma è passato davanti gli occhi di Galesi. Adesso il ritmo è un po' calato rispetto all'inizio di gioco, adesso è Pandolfo a rimanere per terra, presumibilmente con un pestone di Ndiaye che viene anche ammonito. La mette in mezzo adesso Favara, pallone che rimane pericolosamente lì e trova la rete il capitano Mario Pandolfo. Pallone che è rimasto in aria, Pandolfo indisturbato è andato a colpire da posizione ravvicinata e trova il gol del 2-1. Doccia fredda, freddissima questa per la Vigor. Riesce a liberare un modo nell'altro l'area lo Scordia, ancora pallone che va in mezzo però Ronny Valerio cerca il tiro di prima, anzi no, cerca di coordinarsi per un'acrobazia ma non va. Ronny Valerio è rimasto per terra, poi il tentativo di Deoma che va sul fondo
Adesso ha molta fretta la Vigor. Deoma non riesce a stopparla. Dall'altra parte Tinirello con un tiro. E c'è anche il triplice fischio. Era questa l'ultima opportunità del match sui piedi di Tinirello. Finisce la partita 1-2. Messa alle spalle la bella vittoria casalinga contro il Megara, la Cicatena va alla ricerca del secondo successo consecutivo, facendo visita al Canicattini, allenato dalla vecchia conoscenza Francesco Insanguine, che tra le mura amiche ha perso solo contro il Niscemi. Biancorossi pronti e reattivi fin dalle prime battute. Giacone trova a Solimene, si gira bene Solimene e cerca Asciuto. Asciuto in profondità per Carbonaro, Carbonaro, pallone troppo lungo, ci arriva Carbonaro, respinge Meo e allontana la difesa. Prima iniziativa anche per i padroni di casa, rimessa di Sigona che scambia con Appia. Ancora Sigona, il traversone dentro per Viscido col destro, blocca Romano. Rimessa laterale di Furnari per Solimene, spalle alla porta, il pallone passa, poi liscio difensivo, prova ad approfittarne Carbonaro che si invola sulla destra, il cross, Nicotra anticipa Meo, Sciuto il controllo, la conclusione, respinge Meo e poi Appia in calcio d'angolo. Mezz'ora di gioco, strano, lungolinea per Solimene. Solimene attaccato da Carpinteri, ancora Solimene sulla fascia destra, salta Carpinteri. Il traversone sul secondo palo per Giacone di testa, che tutto solo segna l'1-0. Vito Giacone, il primo gol stagionale, vale il vantaggio della Cicatena alla mezz'ora. Prosegue la spinta dei biancorossi, Solimene cerca l'inserimento di Furnari, ferma tutto Appia, poi la Vaccara all'indietro, intuisce tutto Carbonaro, Carbonaro la conclusione, tocco provvidenziale di Meo e calcio d'angolo. Carpinteri prova ad allargare a destra. Capisce tutto Strano che ha spazio per ripartire in contropiede. Strano cerca Fichero, non si capiscono i due. Irrompe Nicotra che fa ripartire il Canicattini. Nicotra allarga su Sigona. Sigona il cross dentro per Vitelli di testa che pareggia i conti. È durato solo 10 minuti il vantaggio della Cicatena. Il pareggio è di Vitelli. Scadere del primo tempo. Tabares nel cerchio di centrocampo. Smista su Fichera. Fichera punta l'avversario, sgasata all'interno dell'area, Fichera dentro per Napoli, il mancino, respinge Meo. Nella ripresa ritmi alti fin delle prime battute, Tabares fermato da Randazzo, poi Vitelli di prime prove per Randazzo, grande intervento in scivolata di Calì sul pallone che fa ripartire Fichera. Fichera punta l'avversario, poi si ferma, alza la testa, grande lancio all'interno dell'area per Solimene, il controllo steso da Barbaro e calcio di rigore per la Cicatena. E ammonizione per Barbaro, grandi proteste dei padroni di casa. A farne le spese anche Nicotra, che va direttamente sotto la doccia. Canicattini in 10, dal dischetto va Carbonaro che spiazza Meo e riporta avanti la Cicatena. Il secondo gol in maglia biancorossa per Nino Carbonaro dopo quello col Gela. Catenoti sopra di un gol di un uomo che provano a chiudere i conti. Tabares recupera palla, poi la dà Carbonaro sulla tre quarti, Carbonaro si gira, il tiro dalla distanza, sopra la traversa. Attaccano i padroni di casa, punizione di Carpinteri. All'interno dell'area allontana Giacone di testa, poi Appia, murata la conclusione. Grazioso col mancino, respinge Romano. Minuto 73, calcio d'angolo battuto da Solimene, sul secondo palo, allontana Borzì. Fichera al volo, Meo non riesce a bloccare, arriva Carbonaro. Carbonaro la rimette al centro, allontana la difesa. Ancora Fichera col destro, in due tempi in qualche modo si salva ancora Meo. Carpinteri batte rapidamente un piazzato verso Sigona che supera in velocità Magro. Sigona il cross, dentro per Darboe, palo clamoroso. Vicinissimo al pari il Canicattini. Un minuto al termine, ancora un piazzato di Carpinteri all'interno dell'area, sponda di Sigona. La Vaccara al centro, miracolo di Furnari che anticipa Koulibaly e salva la sua porta. Secondo dei 5 minuti di recupero concessi, la squadra di Insanguine prosegue la sua caccia al pari. Qui però Magro recupera palla e l'affida a Carbonaro sulla tre quarti. Carbonaro aspetta l'inserimento di Patanè, lo serve sulla corsa, Patanè il tiro cross, respinge Meo, poi Magro ancora, salvataggio sulla linea. Al termine di una partita dura e sofferta, la Cicatena sbanca il campo del Canicattini col punteggio di 2-1. Una vittoria sudata, arrivato dopo un ottimo primo tempo in cui è però mancata la concretezza. Una ripresa invece che ha mostrato ancora delle carenze nella gestione del risultato. Il bicchiere è comunque assolutamente mezzo pieno. Serviva dare continuità al successo contro il Megara e mettere punti in cascina per il proseguo del campionato.
Domenica prossima si torna a Francesco Russo di Via Grande per un match contro un avversario reduce anch'esso da 2 vittorie consecutive, lo Scicli. Con il girone D del campionato di promozione abbiamo dunque concluso il tabellino proprio riguardante questa categoria. Adesso voltiamo pagina perché arriva il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini del campionato di prima categoria. Settima giornata nel girone D di prima categoria, sfida molto attesa al Marullo di Visconti tra Realità La Franco Zagami e la capolista Riviera Nord. Dirige l'incontro il signor Domenico Calanna della sezione di Acireale. Mormino lancia a sinistra verso Giuseppe De Marco che ha tanto spazio, va De Marco, conclude col sinistro, c'è la rimonta di Rossano che lo chiude in calcio d'angolo. Amante nel cerchio di centrocampo, il tocco verso il compagno, la conclusione, si distende Galluzzo e mette in calcio d'angolo. Attenzione a questo disimpegno non felice del Realità, la Galluzzo fa una gran parata su Giuseppe De Marco. Gentilesca il lancio in profondità, Giovanni De Marco di forza su Rossano, lascia giocare il signor Calanna, la conclusione di Giovanni De Marco, lo aspetta sul primo palo Galluzzo, sarà ancora calcio d'angolo. Calcio profondo, Giovanni De Marco, spalle alla porta, si gira, poi un rimpallo, una serie di rimpalli ancora, Giovanni De Marco che finta, conclusione col sinistro ed è il vantaggio del Riviera Nord. Azione rocambolesca ma Giovanni De Marco non sbaglia un colpo, gran sinistro che batte Galluzzo, il rimpallo su buon accorso al favorito l'attaccante in maglia biancorossa. Colpo di testa in avanti, Tuccio tocca la sfera, poi Brancato, la palla resta lì, ancora Tuccio, la zampata vincente, il pareggio immediato del Realità La Franco Zagami è la prima vera sortita offensiva di questa partita. I padroni di casa, i ragazzi di mister Lorenzo Pedito trovano il pari, gran gol di Tuccio. La punizione di Bonamonte, si distende Arimatea. Rimessa con le mani di Buda, Giovanni De Marco, il tocco su Mormino, ancora Giovanni De Marco che riceve, prova la conclusione a giro, Brancato trova una buona traccia centrale, la conclusione dal limite di Giuseppe De Marco, si distende ancora Galluzzo e mette in calcio d'angolo, lancio in profondità, disimpegno no perfetto qui del Realità, la Roll ne approfitta, calcia col destro in due tempi Galluzzo.
Esce palla al piede, Amante, però non ha un controllo felicissimo. Poi Ciraolo alza questo campanile, il tocco di testa di Bardetta, la scivolata ed è fallo. Calcio di rigore, non ha avuto dubbi il signor Calanna, la scivolata di Zingales su Bonamonte. Arriva anche in questo caso il doppio giallo per il difensore del Riviera Nord, 9 contro 10. C'è Bonamonte sul punto di battuta. Arimatea è battuto, grande freddezza di Bonamonte che spiazza il portiere del Riviera Nord ed è Realità la 2, Riviera 1. Mormino dalla lunghissima distanza e fa 2-2. De Marco difende palla, il tocco su Mormino è un'azione molto simile a quella precedente. Mormino con l'esterno, c'è il tocco forse con la schiena di Mastroianni. Proteste di De Marco, irremovibile signor Calanna, sarà rimessa dal fondo. Mormino, un po' di spazio ancora una volta, il tocco morbido dentro, la palla resta lì, De Marco mastica un po' la conclusione, Galluzzo blocca, era una grande chance. Mormino, la punizione che gira ma non scende a sufficienza, palla alta. E arriva qui il triplice fischio del signor Calanna, 2-2, gran bella partita al Marullo tra Real Italia e Riviera Nord. Il Riviera Nord subisce l'aggancio in testa alla classifica, quota 19 da parte di Torre Grotta e Città di Santa Teresa. Il Real Italia sale a quota 6 punti. Altra vittoria, 0 reti subite e doppio turno interno sfruttato al massimo, il tutto a poco più di metà del girone d'andata e a 48 ore dal primo impegno di Coppa Sicilia. Insomma, Angelo Spina, nonostante qualche assenza di peso, almeno alla luce di quanto visto negli ultimi 180 minuti, può contare su un 11 fatto di trascinatori e giovani motivati che al momento sembra essersi messa alle spalle l'inizio stagione sull'altalena. Questa mega chance di Longo anticipa il secondo gol stagionale dell'attaccante. Al 31esimo c'è tanto centrocampo, Legacy, Mondello, Virgillito nella costruzione del gol tracciato tutto in verticale con tanto di dribbling sul portiere. Non pago del risultato, il CDB insiste, vuole chiuderla e ci tenta sull'asse Caruso-Lopresti-Borzilongo, ma quel tanto di mira per il 2-0 si allontana dallo specchio della porta e succede ben altre 2 volte nel giro di pochissimi minuti, mentre su questo episodio che vede il CDB ancora protagonista in zona gol, Lopresti incassa una botta alla testa ed è costretto a lasciare il campo, rilevato da Papale, che entra in partita con un cross preciso su Borzì che alza la mira. Insomma, si gioca a una porta e della gira non ci sono notizie se non proprio a ridosso dell'intervallo, quando Florio deve rimediare a un rinvio avventato e dire no a scordo per un pareggio che non starebbe né in cielo né in terra. È una delle 2 concessioni di tutta la partita ai giallorossi ospiti che sulla seconda defiance di una retroguardia gestita con solidità da Capitan Vittorio Messina rischiano di pareggiarla con un diagonale di Campora. La conclusione gela per un istante il San Gaetano, salvo poi far ritornare di botto a un clima più mite quando la palla sfila sul fondo. Per tutti il resto c'è il Città di Belpasso, traversa di Mondello su punizione che ben fatto non arriva a impattare sotto porta, in fotocopia Papale anche lui con un pizzico di ritardo sulla strada del 2-0, poi un ingiusto fuorigioco di Longo al di qua di un avversario sul passaggio di Mondello e palla in rete ma in maniera vana. Quindi Borzì, lanciato a campo aperto da Messina, si fa stregare da Salluzzo e ancora Longo che non inquadra lo specchio della porta dal limite servito da Benfatto, e mentre in campo c'è Camate al posto di Cenzabella, alla mezz'ora Virgillito da buona posizione va in cerca di un angolo che però è solo quello della recinzione a fondo campo.
A 20 dalla fine la gira rimane pure in 10, Barcellona incassa il secondo giallo dopo aver steso Borzì e finisce negli spogliatoi. Sostanzialmente la pratica è chiusa, ma bisognerà aspettare i 3 fischi finali per cantare vittoria. A Mondello non riesce il gol nemmeno sulle esecuzioni di prima. A Borzì manca invece la cattiveria per colpire l'avversario e non finisce qui. Virgillito chiama in causa il portiere ospite da fuori e ancora di più. Papale, lanciato da Longo, vede beffardamente il pallone spegnersi fuori dai pali su un diagonale radente. Nel finale spazio a Bellavista, Mirabella e Strano. Finisce solo 1-0 per il Città di Belpasso, una vittoria striminzita ma sempre 3 punti sono in tasca e sabato si viaggerà alla Volta di Mascali per affrontare la Virtus Etna, altro banco di prova di spessore in un campionato che inizia marcatamente a dare prime e chiare indicazioni su chi sale e scende. In mezzo, come detto, il Bronte in Coppa nella prima del triangolare di Coppa Sicilia. Con il campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, la puntata del giovedì visibile sul canale 19 di TVM Palermo, ma in replica anche sul canale 81 di Sesta Rete. Per continuare a parlare di calcio dilettantistico siciliano vi aspetto però anche mercoledì prossimo sul canale 15 alle ore 15:20 di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana. Già al secondo minuto la Juve è in vantaggio. La palla viaggia da Bettega ad Anastasi, a Scirea a Cucureddu. Cross del terzino, testa di Guida ed Anastasi al volo facente. Da Scirea a Bettega che scambia con Marchetti secondo, da ad Anastasi ed è il 3-1. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.